Rialmonte si conclude domenica prossima 30 luglio il Grest. Ogni sera dalle ore 20 in poi Piazza Umberto I si trasforma in un ampio spazio ludico ricreativo che coinvolge circa 120 bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni e le loro famiglie. Il Grest, promosso dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Sabrina Lattuca, è organizzato da Don Fabio Majorana, parroco della chiesa di San Domenico, in collaborazione con circa 20 animatrici. Le interviste a Lattuca, Majorana e all'animatrice Carmelinda Veziani. Siamo in piazza, continuano le attività di Grest che sono state patrocinate dall'amministrazione comunale dove famiglie, bambini, animatori e ragazzi stanno dimostrando di volere veramente fare crescere questo territorio nella giusta direzione che, come sempre abbiamo detto, è quello della bellezza. Che dire, io ringrazio sempre Don Fabio perché è stato attento, puntuale ed ha dimostrato che essere attenti alle esigenze del territorio, in questo caso attendere le richieste dei bambini, fa sempre la differenza. A seguire ci sarà un'altra attività promossa sempre dall'amministrazione comunale di concerto con le attività presenti sul territorio, che portate avanti da Pietro, lo abbiamo sentito l'altra volta, e ancora una volta la piazza è gremita di gente. Un cartellone bello, un cartellone vario con tantissime attività di carricacina greca, di cultura, di location dove a fare la differenza è questo cammino su doppio binario: da un lato la cultura e la promozione territoriale, dall'altro la gente, la squadra. Rialmonte è tutti noi e continua ad essere tutti noi. Sì, abbiamo quest'anno iniziato questo Grest del 2023 con il tema Ester, una figura di una donna dell'Antico Testamento che ha capovolto le sorti del popolo ebreo. E per noi è una gioia perché il sottotitolo proprio porta Capovolgi il mondo. I ragazzi sono per noi la speranza e danno un po' di freschezza al nostro paese, portano gioia con i canti, i momenti dei laboratori e i giochi, ed è necessario scoprire che proprio in questo periodo ultimamente Papa Francesco ha fatto la giornata mondiale dei nonni e quindi vuole essere un dialogo dei giovani e i nonni per una nuova società. Ogni sera siamo comunque presenti e abbiamo 4 squadre con 4 colori diversi. Le squadre sono un po' amalgamate tra bambini piccoli e ragazzi, arrivano fino a 12-13 anni. È una bella sfida. Quest'anno appunto il Grest è dedicato a Ester e con lei vogliamo capovolgere il mondo e siamo qui pronti a farlo e a farlo sotto le stelle di sera. Di sera perché? Perché coinvolgiamo, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere anche la cittadinanza di Rialmonte, divertendoci con i giochi, con i balli e con pura felicità.